Ti volevo chiedere poi, Rubinato, allora lei che magari ha anche vissuto, diciamo, in ruoli istituzionali queste fasi, poi alla fine siamo andati tutti a votare, sono andato a votare anch'io, sì, tutti sì, 98%, che cosa è successo dopo? Cioè che cosa si è determinato perché insomma, la Allora, io gente vorrei oggi è sottolineare una frustrata. cosa, grazie della domanda, vorrei sottolineare una cosa che è importante anche per il percorso che sta continuando e che vede in questo momento una forte discussione tra nord e sud del paese. 2 giorni fa si è riunito tutto il Consiglio regionale della Campania per parlare solo del regionalismo differenziato, cioè di questa questione dell'autonomia chiesta da Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. E c'è stata una gran bagarre, ci sono il ceto politico, molta parte del ceto politico del sud è preoccupata che tutto questo significhi togliere qualcosa al sud e molti, anche purtroppo mi dispiace dirlo, intellettuali del sud stanno sostenendo che questo è, come dire, un'operazione dei ricchi ed egoisti veneti e lombardi rispetto a... Quindi c'è una discussione in corso che invoca la Costituzione perché questa operazione sarebbe non solo egoista ma spaccherebbe il paese. E allora qui sottolineo una cosa che magari è già stata fatta da Stefano ma la sottolineo anch'io, il referendum veneto è stato vagliato dalla Corte Costituzionale che ha cambiato un indirizzo, come dire, giurisprudenziale precedente, ha detto sì, i veneti possono andare a votare sul tema dell'autonomia differenziata. E per fortuna dico io che la Corte ha dato il referendum perché sono andati a votare 2.300.000 veneti, se non fossero andati 2.300.000 veneti non ne staremmo parlando adesso, perché 2.300.000 veneti sono molti di più degli elettori di una qualsiasi parte politica del Veneto. Zaia ha preso 1.000.000, i 5 Stelle mi pare 300-350 mila voti, per arrivare a 2 milioni e 3 vuol dire che sono andati a votare praticamente quasi tutti Quindi i un consenso veneti. trasversale. Esatto. Diciamo.